L'infortunio sul lavoro costato la vita ad un operaio di 31 anni travolto da un cumulo di ghiaia. Parla l'imprenditore Remo Mosole. Andrei non doveva trovarsi lì, forse scivolato a causa della pioggia. Direttore del supermercato Crai di Torre di Mosto aggredito e picchiato da 3 banditi. Volevano l'incasso, rapina messa a segno. I banditi hanno portato via almeno 5.000 euro. Il giorno dopo la strage sulla strada Piovese, mazzi di fiori comparsi sul luogo dell'incidente. Continuano le indagini. Il PM ha disposto l'autopsia sul corpo di Edward alla guida. Fondi in arrivo con il PNRR. Abbiamo gli strumenti per difenderci dalle infiltrazioni mafiose con il codice degli appalti, dicono i sindaci, ma serve fare rete e diffondere la cultura della legalità. In vista del giorno della memoria a Venezia posate 24 nuove pietre d'inciampo. Una ricorda anche Umberto Naccamulli, deportato con la famiglia a soli 2 mesi. Una serie di iniziative in collaborazione con l'Istituto Confucio, il Comune di Padova, per celebrare l'anno del coniglio. Tra queste una sfilata con i tradizionali abiti imperiali. Da domani torna nella nostra programmazione di prima serata La nostra storia, il programma che ripropone le immagini di Antenna 3 facendole commentari con i personaggi di ieri e di oggi. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal sondaggio di Ring che torna questa sera al centro del sondaggio che vi proponiamo, l'arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Arresto Messina Denaro, il boss si è fatto catturare. La domanda che vi poniamo questa volta, rispondeteci utilizzando i numeri che vedete in sovraimpressione, il componente lo 0422 16 26 691 per il sì, il boss si è fatto catturare, oppure lo 0422 16 26 690 per il no, il boss non si è fatto catturare. La chiamata, lo ricordiamo, è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera durante la puntata di Ring. E partiamo con le immagini, andiamo nella Marca trevigiana, la cava di Mosole, siamo a Spresiano. L'infortunio sul lavoro costato la vita ad un operaio di 31 anni. Abbiamo parlato con l'imprenditore Remo Mosole, dice Andrei non doveva trovarsi lì. Le sue parole. Quelli che lavorano con me sono come me stesso. Non mi sono mai capitato, come si dice, una depressione così. L'imprenditore Remo Mosole si commuove ricordando Andrei Perepuini, l'operaio di 31 anni di origini moldave che ha perso la vita ieri pomeriggio nella cava ai confini tra Villorba e Spresiano, a sud del laghetto delle Bandie. Il giovane che alla cava Mosole lavorava dallo scorso febbraio è rimasto sepolto dalla ghiaia. I colleghi, non vedendolo, hanno avvisato il titolare. Ha detto manca uno. Come manca? Manca uno. Capirai, a 5 a sera manca uno, lui aveva attaccato alle 7:44, perché io così la mattina ero qua alle 6 la mattina, sempre stesse raccomandazioni, attenzione ragazzi, non fatevi il male. E ho detto cerchiamolo, come mai? Dopo mi dicono c'è una bocchetta che è chiusa del nastro. Ho detto non voglio pensare male, è dentro lui. E abbiamo cominciato a sbassare la ghiaia con l'altra bocchetta e è venuto fuori, era in piedi dentro solo. È passato di là, è scivolato, non sappiamo, lui solo sa. Il 31enne era ormai senza vita, come hanno confermato i soccorritori, intervenuti insieme ai ispettori dello Spisa, alle carabinieri. Compiuti i rilievi non è rimasto altro da fare che affidare la salma alle onoranze funebri. Mosole non si spiega cosa Andrei facesse in quel punto. Lui non aveva funzioni di lavoro specifico, lui doveva controllare che tutto funzionasse bene. Il cantiere è ora sotto sequestro. Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità che Mosole però respinge fermamente. Adesso devono fare tutte le indagini, ma non è che sia cascato perché non c'era la sicurezza. Lui non doveva essere là su quel posto là, deve passare la ghiaia ma non doveva passare lui. No? E cosa vuoi che ti dica? Io non do responsabilità. Andrei Perepuini lascia la moglie di 25 anni, Michaela, cameriera al Taisì, sempre alle Bandie, e una figlioletta di neppure 4 anni. Adesso per la famiglia, se vediamo quello che gli serve alla signora, noi ci siamo. E lui, non so, quello che serve fare, ma noi ci siamo, ma non per questo caso, per sempre, sempre.
Dichiarazione dei sindacati nel pomeriggio ai rappresentanti sindacali delle costruzioni. CGIL e CISL e UIL è stato impedito di raggiungere il luogo in cui si è verificato l'incidente mortale sul lavoro. Lo denunciano le sigle sindacali, dicono la dinamica non è chiara, non è chiaro perché il motivo per cui il lavoratore si trovasse da solo né perché si siano accorti soltanto alla fine del turno della sua assenza. Siamo ora invece con le immagini nel Padovano, la strada piovese che ha fatto già tanti morti, l'ultimo nell'ordine di tempo. Sono morte 3 persone oggi sul luogo dell'incidente, mazzi di fiori e poi le indagini che continuano. Rose in ricordo di Edward, un mazzo con fiori rosa e bianchi, un altro di fiori bianchi. I familiari e amici dei 3 quarantenni morti lungo la strada piovese affidano ai boccioli colorati bagnati da una pioggia battente l'ultimo saluto a Edward Ndoy, Martina Pagnin, Diego Rampazzo. Stavano tornando dopo una serata trascorsa in un locale di Sant'Angelo di Piove. Aveva piovuto nella zona quando, poco dopo la mezzanotte, la potente Audi A6 di Edward Ndoy, 45 anni, nato in Albania, ma residente a Pontelongo, è uscita di strada. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo a lui, Martina Pagnin, mamma di 2 figli e nonna da pochi giorni, 46 anni, di Legnaro, che viaggiava al suo fianco, e al compagno della donna, Diego Rampazzo, 46 anni, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Anche lui lascia un figlio. Sembrava l'esplosione di una bomba, hanno raccontato le testimoni svegliate di soprassalto in piena notte. Una scena di guerra, quella che si sono trovati davanti i soccorritori. Il corpo di Diego Rampazzo nel cortile dell'abitazione, quelli di Edward e Martina incastrati tra le lamiere, pezzi di auto dappertutto, lo specchietto retrovisore finito nella finestra al primo piano. Cosa sia accaduto lo stabilirà l'indagine condotta dai carabinieri coordinata dal PM Roberto D'Angelo. Sul corpo di Edward Ndoy, una passione per la velocità, come si vede nelle foto postate sui social, sarà eseguita l'autopsia. Sono ancora in corso le indagini per risalire ai responsabili degli scontri nella discoteca che è stata chiusa dal questore per 10 giorni. Siamo a Vicenza. Movida violenta. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, usa il pugno di ferro. Chiusa per 10 giorni una discoteca in via del Commercio. Gli accertamenti di carattere amministrativo che sono stati fatti fino a questa mattina mi hanno consentito e determinato ad applicare questo provvedimento di chiusura in base all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proprio per far fronte a una gravissima situazione di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gli investigatori intanto stanno portando avanti le indagini per stringere il cerchio attorno ai responsabili dell'ultima maxi rissa, una trentina di giovani, in buona parte stranieri, che si sono affrontati in prossimità della discoteca in maniera particolarmente violenta. Secondo i testimoni, qualcuno avrebbe utilizzato anche armi improprie come cacciaviti e persino strumenti che avrebbero rilasciato scariche elettriche tipo taser. Uno dei testimoni avrebbe raccontato di essersi allontanato in tempo per non essere coinvolto negli scontri, ma la sua vettura è stata presa a calci sulla portiera. Adesso gli uffici della questura stanno analizzando altre testimonianze, stanno analizzando dei filmati che possono essere utili, che riteniamo possono essere utili per identificare i partecipanti alla rissa. Lo scontro è stato talmente violento da richiedere l'intervento congiunto della questura e della SETAF dei carabinieri, ma quando hanno sentito arrivare le forze dell'ordine, i giovani coinvolti nella rissa si sono subito allontanati. Adesso, grazie ai video girati coi cellulari, alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori stanno lavorando per risalire ai protagonisti dello scontro, che non è il primo che si verifica a Vicenza. Insomma, un fenomeno anche sociale che però non è ammissibile. Da qui la tolleranza zero del questore. Personalmente ritengo che si debba intervenire in maniera decisa e drastica, cosa che ho sempre fatto e continuerò a fare anche nel futuro. Siamo a Venezia, Torre di Mosto, il titolare di un supermercato è stato aggredito e poi rapinato. L'abbiamo ascoltato.
Abbiamo fatto la richiesta. Un gesto che fa male, commenta così il primo cittadino di Torre di Mosto, che stamattina ha appreso della rapina ai danni del direttore del supermercato, malmenato ieri sera dai malintenzionati che gli hanno rubato l'incasso a fine giornata. Stamane si è messo in contatto con il presidente della cooperativa che gestisce il supermercato per manifestare la sua vicinanza. Incredulità e preoccupazione nelle sue parole. Si tratta di un evento che coinvolge una cittadina che conta poco meno di 5.000 abitanti. Preoccupato sicuramente per questo fatto, perché insomma dopo sono dipendenti ma sono anche cittadini e amici, li conosciamo, insomma ecco, non è che non siamo impensieri per loro. Speriamo insomma che le forze dell'ordine possano attraverso le telecamere, anche insomma quelle nostre ma anche degli esercizi vicini, possano capire, insomma andare a fondo, riuscire almeno a individuare questi personaggi, insomma questi malviventi. Intanto sul fatto indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della zona, sistema di videosorveglianza che il sindaco stesso ha già chiesto possa essere implementato. Abbiamo fatto la richiesta di ulteriori telecamere nel territorio e abbiamo fatto anche un incontro la settimana scorsa con il prefetto, hanno accolto la nostra richiesta per implementare un servizio di controllo di sicurezza videocamere e speriamo che ci vengano anche finanziate, insomma, ecco, per aumentare questa capacità di controllo, di protezione, insomma, ecco, del territorio. PNRR, opere pubbliche in arrivo in Veneto, una pioggia di fondi che dovranno essere gestiti attraverso lo strumento degli appalti. Abbiamo la normativa è a nostro favore, è schierata con noi, lo dicono i sindaci, ma dobbiamo aumentare la cultura della legalità. Sentite. L'arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza ha rinvigorito la determinazione anche dei primi cittadini nell'impegno profuso contro ogni tipo di infiltrazione mafiosa anche nei loro territori. Gli occhi sono puntati sui fondi, tanti, che arriveranno grazie al PNRR e alle opere pubbliche per le quali a breve si apriranno nuove gare d'appalto. Gli strumenti che oggi ci sono, fra l'anticorruzione, l'ANAC, eccetera, siano i protocolli di legalità che si sono poi succeduti nel tempo, siano validi strumenti per contrastare quelle che potrebbero essere le infiltrazioni. Basta che non diventino solo un accumularsi di carte, ma oggettivamente stare attenti con gli interlocutori che si hanno. Deve essere un cambiamento culturale, cioè che questo arresto sia davvero un inizio di una nuova fase per il nostro paese basata sulla legalità, e io continuo a pensare che le future generazioni, cioè i più piccoli, saranno coloro che metteranno definitivamente la parola fine anche alla parola mafia. Uno dei primi metodi che sono da attuare è la rotazione delle imprese, delle ditte che effettuano dei lavori e chiaramente come politico ma da sindaco, quando incontro anche gli imprenditori, dico sempre di parlare. Diverse le imprese che anche a causa del Covid sono andate in difficoltà. Paolo Galeano, primo cittadino di Preganziol, coordina la rete del Veneto di Avviso Pubblico, l'associazione di amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità. Noi come comuni e in Avviso Pubblico in particolare stiamo cercando di costruire una rete. La mafia fa della rete la sua forza. Noi non possiamo pensare che senza una rete che contrasti, senza un'antimafia sociale, ci possa essere davvero un alter ego forte a questo tipo di realtà. Quindi prima cosa la rete, secondo la cultura. L'Associazione Libera Veneto lancia un appello alle istituzioni nella lotta alle mafie. La lotta non si deve fermare nemmeno nelle nostre regioni, dove la malavita si è spostata per continuare i suoi affari. Accusato di essere il mandante delle più sanguinose stragi di mafia degli anni 90, Milano, Firenze, Capaci e Via D'Amelio, di aver ordinato e commesso decine e decine di omicidi, l'era di Matteo Messina Denaro, a capo di Cosa Nostra, si è conclusa ieri con il suo arresto mentre stava per sottoporsi a delle terapie oncologiche in una clinica privata di Palermo. Un arresto tra gli applausi della gente. L'arresto del super latitante per l'Associazione Libera Veneto rappresenta un nuovo punto di partenza per la lotta alla mafia. Ed è anche un segno perché lo Stato non arretra di fronte alla guerra contro le mafie, alla battaglia contro le mafie, e chi si è reso responsabile di atti come in questo caso stragi e uccisioni di moltissimi innocenti prima o poi verrà incarcerato.
Però noi non dobbiamo semplicemente metterci a festeggiare, perché dobbiamo prendere un maggiore slancio rispetto a quello che è successo ieri per portare avanti una battaglia, un'antimafia sociale, perché le mafie non sono più cosa nostra siciliana degli anni 80-90. Le mafie sono presenti anche in Veneto, tra i processi contro i clan dell''ndrangheta nella nostra regione. Dobbiamo sapere che le mafie oggi sono presenti nel nostro territorio sia per investire denaro, frutto di traffico di droga o di altri reati da loro commessi, sia mettendosi a disposizione delle imprese non sane del territorio per permetterle di portare avanti attività criminali comuni come evasione fiscale, elusione fiscale, fallimenti pilotati, penetrazione nel mercato per diventare egemoni in determinate sacche economiche. E quindi noi dobbiamo sapere che le mafie oggi sono diverse, sono qui anche per erogare servizi e che quindi c'è un soggetto che chiama la mafia per stipulare degli accordi con loro. Per questo non si deve fermare l'opera di educazione alla legalità nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni. Domani noi saremo in una scuola di Mestre per 2 ore a parlare di mafia all'interno di un progetto che stiamo portando avanti con Albo Gestore Ambientale del Veneto e Union Camere Veneto, e quindi partiremo certamente nel commentare l'arresto di ieri, ma l'arresto di ieri ci deve servire per poter parlare di mafia oggi. La politica con la Lega, che ha presentato una risoluzione per chiedere al governo di portare l'autonomia alla prima seduta del Consiglio dei Ministri. Il governo si impegna ad inserire il disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata all'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri utile. È il titolo della risoluzione portata in Consiglio regionale dalla Lega, col quale Venezia intende mandare un messaggio chiaro a Roma. Vediamo troppi ostacoli anche all'interno del governo di centrodestra, quindi vogliamo capire chiaramente anche da questo governo se hanno intenzione di dare una risposta chiara e concreta ai cittadini del Veneto che hanno votato in massa a favore dell'autonomia, oppure se qualcuno a livello romano con qualche scusa vuole ancora prenderci in giro. Ancora più pesante di Nicola Finco, che a Palazzo Ferrofini ricopre anche la carica di vicepresidente del Consiglio regionale, è stato l'eurodeputato Gian Antonio D'Arè, che, intervistato dal direttore Luigi Bacialli a Focus, ha puntato il dito contro un governo, ha detto, che vuole il presidenzialismo e non farà mai passare l'autonomia, ricordando poi che da un governo si può sempre uscire. Alberto Villanova, capogruppo della lista Zaia Presidenti, ha rincarato la dose durante Ring, dopo i paletti sull'autonomia posti dal vice premier Antonio Tajani durante un incontro di Forza Italia a Salerno. Io non ci vedo grande differenza da quando eravamo al governo col Conte 1 e invece di Tajani interveniva Di Maio e diceva le stesse identiche cose. Caspita, o la Lezzi, il ministro del Sud o il ministro della Sanità Grillo intervenivano e dicevano le stesse Tajani cose. come Di Maio, non ha mica detto una cosa dopo. Andiamo a prendere le dichiarazioni sono identiche. Sono passati 1913 giorni e 5 governi da quel 22 ottobre 2017 in cui il 98% dei veneti si era espresso a favore dell'autonomia in un referendum regionale consultivo. Dopo Gentiloni, i 2 esecutivi con maggioranze diverse a guida Giuseppe Conte e il governo delle larghe intese di Mario Draghi, l'elezione del governo Meloni a maggioranza di centrodestra era stata salutata in Veneto come risolutiva della questione autonomia. Penso che di anni ormai ne siano passati abbastanza, oggi non ci devono essere più scuse, ma le risposte da parte del governo devono essere velocissime e nessuno ci prende in giro con il presidenzialismo, perché per il presidenzialismo c'è bisogno di una modifica costituzionale. Sull'autonomia è già tutto fatto. Basta solamente la volontà politica. Ed ora ci sono delle novità sul caso di Ettore il Piccolo, cui l'ULSS 7 aveva tolto l'assistenza scolastica in occasione della festa di San Bassiano. C'è il santo patrono, Ettore non avrà l'assistenza a scuola. Anzi no, ne avrà una, ma con un'infermiera che non lo conosce e che non ha mai avuto a che fare con il suo caso delicato, dove la presenza di un sondino per il nutrimento e di una tracheostomia per la respirazione impongono una cura particolare e un'esperienza diretta.
Botta e risposta quindi fra la famiglia e l'ULSS 7 a partire dalla comunicazione dell'azienda sanitaria relativa alla sospensione del servizio in occasione della festa patronale, per poi passare alla diffida durissima della famiglia e al colpo di scena finale, ovvero la conferma della presenza di un'infermiera. Una notizia che potrebbe sembrare positiva, ma che per chi conosce bene il caso di Ettore nasconde delle insidie. Sentite cosa dice infatti il papà della decisione dell'ULSS 7. Oggi ci è arrivata una mail dall'integrazione scolastica firmata dottoressa Sernetti, dove ci avvisano che per il giorno 19, il giorno di San Bassiano, ci verrà mandata un'infermiera dal distretto di Marostica solo per la somministrazione della merenda a nostro figlio. Quindi neanche per la copertura totale. Una persona che non sa chi è il nostro figlio, che non conosce il nostro figlio, non conosce le modalità di nostro figlio, non ha mai visto come nostro figlio si alimenta. Per i genitori è fondamentale che la persona che segue Ettore sia formata appositamente per poter gestire le esigenze del piccolo e soprattutto che abbia una familiarità con lui. Che sia infermiere o che sia un NOS deve conoscere nostro figlio. Una persona estranea non va a rapportarsi con un bambino che ha già subito dei traumi all'inizio dell'anno per la gestione dell'assistenza, che ci avevano mandato delle figure non formate e che non conoscevano Ettore. La rabbia della famiglia è palese. Siamo arrabbiatissimi, non tanto per il fatto che non ci coprono l'intero orario previsto, ma perché questa azione, il mandare una persona sconosciuta, sarà deleterio per Ettore, creerà in lui l'ennesimo trauma. Insomma, Ettore ha bisogno di un'assistenza continua, anzi ne ha diritto. Qualsiasi altra azione rischia di ledere il diritto allo studio e all'inclusione del piccolo. Così la malattia diventa diversità e la partecipazione si trasforma in solitudine. Quella di Ettore, quella della sua famiglia, quella di tutti i bambini che stanno vivendo queste difficoltà. Ma sulla battaglia che queste persone stanno conducendo per i loro diritti non calerà il silenzio. Siamo a Venezia, 24 vittime veneziane dei campi di sterminio naziste sono state ricordate oggi con la posa quando è mancato, aveva soltanto 2 mesi. C'è anche un bambino di appena 2 mesi, Umberto Nacamulli, ucciso dopo essere stato deportato con la famiglia ad Auschwitz, tra coloro che sono stati ricordati a Venezia con la posa di 24 nuove pietre d'inciampo che ricordano altrettante vittime della Shoah di fronte all'ingresso della loro ultima abitazione. Con le 24 pietre d'inciampo di quest'anno arriviamo a ben 159 pietre a Venezia, che in qualche modo ci restituiscono un nome, un'identità, una dignità a questi cittadini strappati alla vita per essere portati alla morte. È un'occasione di riflessione collettiva e Venezia, devo dire che in questi anni, in questo percorso della memoria, ha messo davvero tutto l'impegno e tutta la sensibilità possibile. La Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, accompagnata tra gli altri dal Presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Marco Borghi, ha partecipato ad una giornata che è stata arricchita anche dalla visita di Günther Demning, l'artista tedesco che ha ideato le pietre d'inciampo, di cui Venezia è dopo Roma la città col maggior numero di pose. Noi come istituzioni, insieme alla comunità ebraica, tutte le istituzioni che in questi anni ci hanno seguito nel percorso, abbiamo voluto dare davvero il massimo per mantenere viva una memoria che non ci riporta solo al passato, è una memoria che tutti noi dobbiamo allenare quotidianamente. Vogliamo lasciare a questa città, ma soprattutto ai giovani, un momento, un'occasione di grande riflessione e soprattutto in un momento storico molto particolare. Maltempo neve in arrivo anche in collina. In Veneto il maltempo imperversa con pioggia diffusa ormai da questa mattina. Venezia c'è attesa per l'acqua alta prevista intorno ai 100 centimetri. La probabilità di pioggia, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, nel complesso è medio-bassa per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi e generalmente modesti. Il limite delle nevicate è sceso al fondovalle a cominciare dai 400 ai 700 metri di quota, ma con possibile ulteriore abbassamento fino alle colline pedemontane. 10 centimetri di neve invece sono già scesi sulle cime delle Dolomiti, temperatura in discesa in tutta la regione. Attenzione dunque, in serata è prevista l'acqua alta. Siamo nel Padovano, una serie di iniziative in collaborazione con l'Istituto Confucio e il Comune di Padova per celebrare l'anno del coniglio. Tra le iniziative anche la sfilata con i tradizionali abiti imperiali.
Ci sono cose che la gente non sa veramente. Per esempio il kimono sanno tutti cos'è. E l'analogo, che è stato copiato dai giapponesi, che dura da 4.000 anni oramai, nessuno sa che cos'è. E per scoprire gli abiti delle corti imperiali cinesi si potrà assistere alla sfilata al Palazzo della Ragione lunedì prossimo. È uno degli eventi, insieme alla sfilata che domenica partirà da Palazzo Moroni, che caratterizzano le celebrazioni del Capodanno cinese, un'occasione per conoscere e approfondire la cultura e le tradizioni del Celeste Impero. Quest'anno, proprio in virtù di questa simbiosi, abbiamo messo a disposizione dell'Istituto uno dei luoghi simbolici, evocativi dell'identità cittadina, che noi auspichiamo possa essere un'identità italiana, ma anche un'identità internazionale, cinese e cosmopolita. Quindi il Palazzo della Ragione vedrà una bellissima sfilata di abiti imperiali, il Lianfu, con una regia assolutamente inedita. È un modo con cui avviciniamo la comunità cinese ai nostri luoghi ed è un modo in cui le due culture possono trovare, tra la meraviglia del palazzo e lo splendore di questi abiti, aree di intersezione culturale. Il 2023 sarà l'anno del coniglio, non resta che farsi gli auguri rigorosamente in mandarino. 祝各位朋友在兔年新春大吉，健康平安，幸福快乐。 Da domani torna in prima serata la nostra storia. Nuovi ospiti e nuove puntate per la nostra storia, il programma di Antena 3 che ripropone volti, luoghi e vicende della Marca e del Veneto. Grazie ad un notevole lavoro di conversione digitale tornano in onda le immagini girate oltre 40 anni fa. Spezzoni, ma anche servizi montati con vicende di ieri che continuano ad essere attualissime. È stata firmata oggi una convenzione preliminare tra il Comune di Paese e il Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia di Vicenza per la realizzazione e la gestione e l'esercizio di una discarica di rifiuti classificata di seconda categoria tipo B in località Padernello. Il terreno già destinato a cava appartiene al Comune che ha in mano un'autorizzazione regionale la quale permette di adibire la zona a discarica per rifiuti speciali e non tossici. In pratica però la tiretta, questo il nome, sarà destinata a monouso per lo stoccaggio di terre di fonderia. Fatti che si ripetono nel tempo e obiettivi ancora in discussione da decenni, come la tangenziale est di Treviso. Alcune soluzioni di viabilità previste, per esempio la continuazione della tangenziale est di Treviso che dovrebbe andare a finire nel nodo della superstrada Lancenigo, o che dovrebbe confluire sulla Ponte Banna a sud di Carità, siano decisamente folli. O ancora progetti che non sono mai realizzati. Sulle roventi polemiche sollevate in merito al progetto del nuovo stadio a Treviso, il sindaco Vittorino Pavan rovescia oggi catini d'acqua, tentando così di raffreddare gli spiriti. Fatti di ieri che commenteremo con i protagonisti di allora ma anche di oggi, non solo per ricordare ma soprattutto riflettere sul presente di decisioni prese in passato per farne tesoro per il futuro. Ha di inaugurare la nuova serie il sindaco di Treviso Mario Conte, occhi giovani sulla Treviso di ieri, e a seguire Paolo Girardi che racconterà come 40 anni fa fosse impossibile anche solo pensare che un leader di destra diventasse presidente del Consiglio. Ma erano altri tempi. È tutto per questa edizione di TG Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Breve tregua dal maltempo in questo mercoledì 18 gennaio, migliora temporaneamente la situazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica mostra un cielo piuttosto nuvoloso, sarà decisamente più asciutto con nebbie la mattina in pianura e con tratti di sereno più significativi al pomeriggio. Maggiori addensamenti in montagna dove potranno verificarsi ancora delle nevicate oltre i 600 metri. Temperature in diminuzione, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto. Al mattino possibili precipitazioni deboli in pianura e sulle zone orientali.
soffierà libeccio moderato sulla costa fino al primo pomeriggio. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con ampie schiarite ovunque. Temperature minime ancora sotto 0 ovunque, massime intorno ai 4 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.